Non ci sono più solo il rischio sismico e la compatibilità con i traffici portuali fra le ragioni di contrarietà o quantomeno di perplessità nei confronti del progettato rigassificatore di Trieste. Ora formalmente se ne è aggiunto un altro, il rischio terrorismo. Una lettera in questo senso è stata inviata dalla Prefettura di Trieste, organismo periferico del Ministero dell'Interno e responsabile per la sicurezza nella provincia, ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico. Vi si chiede una riflessione approfondita su rischi non strettamente tecnici ma inerenti agli scenari che attualmente investono il Mediterraneo, gli stessi scenari in virtù dei quali ha attualmente innalzato il livello di vigilanza alla SIOT, obiettivo a rischio terrorismo. Il rigassificatore sorgerebbe non lontano e si configurerebbe esso stesso come possibile obiettivo. Ieri la conferenza dei servizi svoltasi a Roma aveva deciso di rinviare di 3 mesi ogni decisione.